Buongiorno e bentrovati all'edicola del 9 maggio. Andiamo a vedere la provincia di Treviso per le notizie di TG Plus. Oggi SOS inflazione, caro vita, la spesa diventa un lusso, scrive la Tribuna. Carrello pesante della Marca, in un anno registrati aumenti fino al 50% per i generi alimentari per le famiglie del 2023, bollette comprese, un salasso extra di quasi 2.400 euro. Nella fotonotizia vediamo Ryan Air, spot per Treviso e le colline UNESCO, boom di turisti, ora servono più posti letto. Insomma, i turisti ci sono, non si sa dove mandarli a dormire. La grande guerra, trovati a Nervesa i resti di un ufficiale. Ancora dopo tanto tempo si trovano i resti delle persone morte durante la guerra. Schianto in A27 per un malore, stamattina aveva la patente scaduta, questo lo riporta anche la Tribuna di Treviso, come vedete. Fascicolo Lumaca, ha riarrestati i 2 rapinatori usciti dal carcere, notizia riportata ieri pomeriggio, poi finta sui giornali di oggi. Bonus facciate e ditta fantasma, sequestrati 8 milioni di euro, questo arriva dalla Guardia di Finanza. E per quanto riguarda il Gazzettino, andiamo a vedere riforme, i paletti del governo, parte il confronto, Meloni all'opposizione, siano condivisi oppure le facciamo da soli. Queste insomma questo confronto parte insomma dall'opposizione. È interessante anche la politica nazionale, il Gazzettino se ne occupa spesso. L'Altolà: non accetto atteggiamenti avventiniani o dilatori, le 3 ipotesi. Vediamo un po' invece caccia ai medici, il Veneto arruola anche i laureati non specializzati, in A27 contromano gravemente malato e patente scaduta, l'incidente di cui si parlava. Ultra Udinese, Daspo shock, fuori dagli stadi per 10 anni e confessa l'omicidio al bar, dice sono stato io. Mentre sul Corriere del Veneto vediamo l'autonomia, il giorno dei saggi, si insediano gli esperti che definiranno i LEP, il fronte dei no si allarga, 65.000 firme per fermarla, 40.000 alpini venete verso Udine, patto contro le molestie, e c'è la fotonotizia del Corriere del Veneto. Sotto invece il caso dei passaporti che non si riescono a fare, le prenotazioni sono difficili, insomma diventa tutto difficile. Il nuovo passaporto, se lo vuoi, solo nel 2024. C'è tutta una procedura, va spiegato bene, ma l'articolo è interessante da leggere. Poi vedete le altre notizie sono riportate anche qui nel Corriere del Veneto, e vediamo anche nella pagina di Notizie Plus turismo, nuova partnership tra Comune, Ryanair e Prosecco Doc. Anche noi riportiamo nella nostra prima pagina le notizie, che poi ci sono anche altre notizie comunque che arrivano dal giornale di ieri. È tutto anche per la pagina di Treviso. A domani.